Intanto grazie a tutti per essere qui. La mattinata di oggi prevede questa iniziativa che noi abbiamo messo insieme come CISL Emilia Romagna, insieme alla FILCA dell'Emilia Romagna, che è la categoria che rappresenta il settore delle costruzioni, dell'edilizia, del legno. E l'edilizia credo sia proprio il settore che più di altri si può prestare a questo: dare lavoro, creare sviluppo, ma dare anche risposta ai bisogni sociali. Ecco, per questo io vi invito veramente in Emilia Romagna, visto che c'è una cultura già un po' più attrezzata alla coesione sociale, a costruire ancora di più coesione sociale. E visto che si è citata la Germania, voglio finire proprio con questa affermazione che io ritengo molto vera. Cioè, la Germania sta uscendo dalla crisi meglio di altri. Lui citava che in Germania è più facile coinvolgere finanziamenti privati. In Germania, dai sondaggi sulle persone più affidabili, nei primi posti ci sono i politici. Vorrà dire qualcosa questo insieme. Cioè, se c'è coesione sociale, se la politica svolge il proprio compito, la coesione sociale da un bene comune collettivo si trasforma anche in elemento di sviluppo economico. Se stiamo insieme riusciamo anche a dare sviluppo al nostro paese. Grazie.